È giovedì 20 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Una buona mattinata anche da Marco Carli. C'è la cronaca in apertura con una vicenda che arriva dalla provincia di Trapani a Marsala. Una donna è stata picchiata e ridotta in fin di vita e poi è morta in ospedale dal figlio che chiedeva soldi per la droga. La donna aveva anche cercato di farla finita ingerendo una quantità di pillole da mandarla in ospedale, dove però alla fine è morta. Ma la causa del decesso, secondo i primi accertamenti, sono state quelle proprio le percorse del figlio. Gli investigatori hanno fermato l'uomo per omicidio preterintenzionale ed ora si trova in carcere. Svolta nelle indagini sulla donna morta a Marsala, si tratta dell'ennesimo caso di violenza domestica, uno dei reati che maggiormente colpisce la provincia di Trapani. I carabinieri della compagnia di Betano infatti hanno accertato che la donna era stata picchiata dal figlio che l'ha ridotta in fin di vita per ottenere i soldi per la droga. La donna, disperata e incapace di sopportare le violenze, soprusi del figlio 51enne disoccupato e tossicodipendente, nei giorni scorsi aveva così tentato di togliersi la vita ingerendo decine di pillole, tanto da finire in ospedale. Dopo 3 giorni di ricovero presso il nosocomio Paolo Borsellino di Contrada Cardilla, la donna però è deceduta per avvelenamento da farmaci. Tuttavia, secondo le prime ricostruzioni effettuate dal medico legale, a causare la morte sarebbero state proprio le gravi lesioni riportate in seguito alle percosse subite dal figlio nelle giornate precedenti al ricovero. L'uomo, che è stato sentito a lungo da magistrati e investigatori, è stato fermato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. In attesa della decisione del GIP durante l'udienza di convalida, i carabinieri lo hanno trasferito al Pietro Cerulli di Trapani. Le indagini coordinate dalla Procura di Marsala e condotte dai carabinieri sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio della vicenda e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ora si dovrà anche capire se la donna aveva mai denunciato quello che stava subendo da tempo in famiglia. E adesso andiamo da Marco per cominciare la lettura dei quotidiani proprio da questa vicenda, da questa brutta vicenda. Sì, esattamente Angelo, andiamo subito su Repubblica Palermo, una vicenda che è arrivata anche ai telegiornali nazionali e che noi oggi riassumiamo attraverso le pagine dei quotidiani locali, andando a vedere ad esempio su Repubblica Palermo la notizia viene riportata in questo box in prima pagina a Marsala, appunto. Abbiamo sentito anche il servizio, picchia a morte la madre, voleva i soldi per la droga. La procura di Marsala ha disposto il fermo dell'uomo con l'accusa appunto di omicidio preterintenzionale. Richiamo in prima per questa notizia anche sulla Sicilia di Catania con questo richiamo appunto che troviamo in taglio medio con il titolo "Litiga con la madre per ragioni di droga e la picchia a morte, fermato un 51enne", appunto successo a Marsala. Nelle pagine interne di Repubblica Palermo il dettaglio di tutto quello che è successo con il titolo che abbiamo visto appunto anche in prima pagina, una storia per certi versi che ricalca quelle di altre che abbiamo seguito in questi anni, in questi mesi nei vari telegiornali. Voleva i soldi per comprare la droga, arriva appunto fino a litigare e a colpire la madre. Il delitto a Marsala, la donna dopo l'ennesima discussione aveva appunto, come abbiamo sentito anche nel servizio, tentato il suicidio. A te. E adesso torniamo ad occuparci della vicenda dell'uomo, l'84enne sbranato dai cani in campagna. Oggi è in programma l'autopsia al Policlinico di Palermo. Ci sono anche adesso le dichiarazioni, le frasi dei figli della vittima. Mio padre aveva paura di quei cani, non erano cuccioloni. Questa è la precisazione fatta per l'appunto dai parenti e che smentono la vicina di casa. E intanto il GIP di Termini Imerese ha anche confermato il sequestro degli animali. Sarà eseguita oggi al Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo di Salvatore Maggiore, l'uomo di 84 anni aggredito dai 3 cani del vicino di casa in contrada Amalfitana Bagheria a Palermo. Salvatore aveva paura dei 3 cani corso che spesso scorazzavano nella sua proprietà. A precisarlo sono i figli, i primi a trovare il padre senza vita dopo averlo cercato ripetute volte al telefono.
Loro stessi raccontano che una volta arrivati nella zona sono stati aggrediti dai 3 cani che erano riusciti a scavalcare la recinzione grazie alla presenza di diversi buchi. Gli animali sono stati messi in fuga dal figlio della vittima, che ha preso un pezzo di ferro per scacciarli. Contrariamente a quanto riferito dai vicini di casa, non c'era alcun rapporto di familiarità con il marito e la moglie che vivevano nella villetta accanto, né tantomeno con i cani, che non erano cuccioloni come riferite in una recente intervista dalla vicina di casa, ma animali di grossa taglia e che la vittima ha sempre temuto per la sua incolumità. Intanto il GIP di Termini Imerese ha convalidato il sequestro degli animali, su cui sarà eseguito l'esame del DNA, indispensabile per chiarire le cause della morte di Salvatore. Andiamo a Bagheria, i quotidiani stamattina certamente tornano su questa vicenda. Oggi in programma l'autopsia, ci sono altri particolari sui quotidiani? Anche perché riprendono un po' la notizia che abbiamo sentito appunto nel servizio di Desiree Ferlito, le notizie che ritroviamo sulla Sicilia, ad esempio di Catania, appunto l'autopsia sul corpo dell'anziano ucciso a Bagheria dai cani del vicino. Stessa notizia la andiamo a ritrovare anche su Gazzetta del Sud, con appunto anche in questo caso una breve che ritroviamo appunto nelle pagine interne. Gli animali sono stati messi in fuga dal figlio della vittima, che ha preso un pezzo di ferro per scacciarli. I familiari precisano che l'anziano aveva timore dei cani che spesso scorrazzano nella proprietà appunto della famiglia maggiore. A proposito, su Giornale di Sicilia troviamo invece le parole, le troviamo appunto anche in prima pagina, della figlia dell'anziano sbranato, che dice: cani su di lui e anche contro di noi. Il drammatico racconto della tragedia: siamo arrivati in un inferno, dice appunto la figlia dell'anziano, tentavamo di proteggere papà ma anche di difenderci. E restiamo comunque a Palermo, perché c'è un'altra vicenda che incuriosisce e comunque non è ancora chiusa, perché ricorderete la storia dei 2 coniugi trovati morti in casa, colpiti da arma da fuoco. Adesso gli investigatori sono tornati di nuovo sul luogo perché non convince appieno la tesi di un omicidio-suicidio. Si indaga anche per omicidio. Sentiamo questi particolari. Tornano a Palermo in un appartamento della centralissima via Notarbartolo i carabinieri del RIS di Messina, il gruppo investigazioni scientifiche. Lo hanno fatto la scorsa settimana con grande riservo per effettuare nuovi rilievi nell'immobile Teatro della Morte il 5 maggio scorso del commercialista Pietro Delia e della moglie, l'agente di polizia municipale Laura Lupo. I 2 sono stati trovati dai vigili del fuoco privi di vita, entrambi uccisi con colpi d'arma da fuoco. La prima ipotesi degli inquirenti fu quella dell'omicidio-suicidio. La donna, tornata a casa dopo un periodo di separazione dal marito, al culmine di una lite avrebbe inseguito Pietro Delia nel corridoio sparandogli 4 volte e poi si sarebbe tolta la vita. I cadaveri furono trovati dai vigili del fuoco perché chiamati dalla figlia della coppia, che vive in un altro appartamento dello stesso stabile. Ma la prima ricostruzione non convince gli inquirenti. Delia è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco al torace e all'addome, non alle spalle, e dunque è improbabile che stesse fuggendo in corridoio. La donna poi presenta una ferita al collo ed una successiva alla testa, modalità anomale per un suicidio, così come la pistola trovata in mano sembrerebbe incompatibile col tipo di suicidio ipotizzato. Tutti elementi al centro degli accertamenti nuovi. I RIS hanno fatto acquisizioni anche a casa della figlia della coppia, ma i risultati di queste verifiche non sono ancora dirimenti. I dubbi restano, la perplessità del suicidio, ma anche sull'eventualità di un omicidio è ancora in piedi. In casa infatti non ci sono segni di effrazione. Un vero e proprio giallo. Esatto, e tornano proprio su questo giallo i quotidiani. Vedremo anche all'interno della pagina che andremo a vedere fra poco proprio la parte relativa ai segni di effrazione che non ci sono nella casa. Andiamo a vedere su Gazzetta del Sud il titolo: la tragica fine di una coppia, il delitto e poi il suicidio e le ombre appunto che assumono i contorni di un giallo, come dicevi giustamente tu Angelo. Sulla ricostruzione, la donna avrebbe sparato al marito
intervento prima di togliersi la vita, ma il caso, come abbiamo sentito anche nel servizio di Maglio Viola, non è chiuso. Vi facciamo vedere anche questa parte finale del pezzo. Inoltre i vigili del fuoco, chiamati dalla figlia della coppia, non avrebbero trovato la porta bloccata dall'interno né segni di effrazione. Il palazzo di via Notarbartolo, teatro della vicenda, è abitato da una nota personalità ed è vigilato 24 ore su 24 per motivi di sicurezza. Entrare e uscire senza essere notati o interpellati è, secondo chi indaga, completamente da escludere. La notizia trova rilievo anche sulle prime pagine dei vari quotidiani, ad esempio la troviamo sul Giornale di Sicilia, anche in questo caso un richiamo appunto in prima che troviamo nella parte destra della pagina, di spalla, via Notarbartolo, i coniugi trovati morti in casa, RIS al lavoro, nuovi accertamenti e anche rilievi balistici sul giallo del maggio dell'anno scorso. Adesso andiamo a Gela, Marco, per una storia. Sentiremo la vedova di un uomo che è stato assassinato da un boss che adesso gode della, diciamo, semilibertà, in qualche modo lascia il carcere la mattina per rientrare la sera per andare a lavorare. Ha passato quasi 30 anni dietro le sbarre. Si tratta di Orazio Paolello, ex boss della Stihl di Gela, che come detto ha ottenuto adesso la semilibertà. Un nome che fa paura, una scia di sangue che attraversa la storia della mafia siciliana. Orazio Paolello, oggi quasi sessantenne, ha ottenuto la semilibertà dopo decenni di carcere. Il tribunale di sorveglianza ha ritenuto che ci siano le condizioni per un alleggerimento della pena. Così da oggi lavorerà in un'attività commerciale a Mantova per poi rientrare in cella ogni sera. Il suo passato è segnato da numeri agghiaccianti: 34 condanne, 5 per strage, 41 tra omicidi e tentati omicidi. Era lui a spingere per piegare i commercianti al pizzo, fino al tragico omicidio di Gaetano Giordano a Gela, estratto a sorte tra chi si era ribellato. E oggi proprio Franca, la vedova di Giordano, che ha trasformato il dolore in impegno nei percorsi di giustizia riparativa, racconta le sue sensazioni dopo questa decisione. Mi auguro che la sua scarcerazione sia intanto meritata, che lui possa essersi ravveduto per tutto quello che ha fatto, perché mi pare che non abbia solo sulle spalle l'omicidio di mio marito, e che se ha intrapreso un percorso, tra virgolette, di rinascita e di, che le posso dire, di acquisita nuova dignità, sono ben contenta per lui. Paolello da anni ha avviato un percorso di cambiamento, vicino a realtà come Nessuno tocchi Caino, che lotta contro l'ergastolo stativo, ma non ha mai collaborato con la giustizia, né ha mai chiesto perdono ai familiari delle vittime. È andata così, ma io non pretendo delle scuse, insomma queste sono circostanze in cui le scuse non fanno nessun effetto, ecco. Non so se mi piacerebbe avere la possibilità, ecco, sono sincera. E adesso a Catania il lungomare deturpato, una fogna a cielo aperto sversa sul marciapiede a ridosso proprio di una fermata dell'autobus di città. C'è intanto un'enorme voragine sempre sul lungomare che resta in bella mostra con tutti i rischi che ne derivano, e non manca anche l'ironia, diciamo, di chi abbiamo sentito. Da lungomare liberato, con le iniziative sportive e culturali legate alla pedonalizzazione, a lungomare deturpato, con il grigio del cielo e l'acqua delle pozzanghere che si confonde con la fogna a cielo aperto che attraversa il marciapiede e finisce dritto nel tombino. Odore nauseabondo che rende fastidiosa l'attesa del bus alla fermata, nella fattispecie del 534. È una delle tante segnalazioni arrivate in redazione, l'abbiamo vagliata ed abbiamo aspettato qualche giorno con la speranza che il disservizio potesse rientrare. Ed invece no. La fogna che vedete fuoriesce da questo muretto ricoperto dalla vegetazione e lo fa da una decina di giorni. Ci chiediamo, è possibile che nessuno veda? Ed invece è ben visibile, anche se ha perso l'attrattività dei primi giorni, l'enorme voragine apertasi sul lungomare. Restano le transenne ed approssimativi segnali di pericolo, alcuni illeggibili perché corrosi dalla salsedine, e sarebbe opportuno mettere in sicurezza tutta l'area perché l'assenza della ringhiera potrebbe rappresentare un serio rischio, soprattutto per i bambini. Poggiato a terra non passa inosservato un cartello di divieto di sosta per evento sportivo. Divieto di sosta per evento sportivo, mi sai dire quale? Il salto della fossa probabilmente, nella nuova categoria olimpica del 2028 a Los Angeles, non lo sa? Nuova disciplina olimpica, quale? Il salto della voragine. Dulcis in fundo, allagata anche la pista ciclabile.
Adesso torniamo ai quotidiani regionali con Marco Carli. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali partendo dalla Sicilia di Catania. Troveremo tante notizie anche di carattere nazionale e internazionale, soprattutto due: la situazione incandescente fra Stati Uniti e Ucraina e anche le condizioni del Papa. Le ritroviamo anche nelle pagine dei quotidiani locali, spesso e volentieri sono proprio l'apertura. Guardate qui sulla Sicilia l'asse Trump-Putin con l'Europa che è spiazzata, con la Casa Bianca che scarica Zelensky, presidente dell'Ucraina, e con lo zar appunto Putin che gongola, e poi il quadro di speranza, in lieve miglioramento la salute del Papa, vigile reattivo, il cuore che regge. Troveremo, come detto, queste notizie anche e soprattutto sui quotidiani nazionali. Poi vi faccio vedere ancora la cronaca, oltre quello che è successo a Marsala, a Favara, il corpo carbonizzato di un senza tetto trovato in un tugurio, la verità nell'autopsia. Andiamo adesso invece su Gazzetta del Sud. Anche in questo caso vedete l'apertura, che di solito è dedicata a notizie che arrivano dalla regione o addirittura proprio dal territorio messinese, riprendono invece quello che è il duro scontro fra Zelensky e Trump e un'Europa destabilizzata del Presidente degli Stati Uniti. Ricordiamo che l'Europa appoggia invece chiaramente l'Ucraina e non la Russia. E poi il lieve miglioramento, il cuore del Papa regge molto bene, la visita di Meloni, l'ho visto reattivo. C'è anche qualcosa ovviamente legata alla situazione cittadina, in questo caso di Messina. A metà marzo si ferma il tram, poi i lavori sul viale, stop al servizio per almeno un anno e mezzo a Messina. Se andiamo a vedere poi su Repubblica Palermo, invece ci sono varie notizie anche di politica. A parte la cronaca, anche in questo caso la vicenda di Marsala, c'è poi la situazione in seno al centrodestra, con il caso Cannata che travolge Fratelli d'Italia, salta la nomina del leader regionale. Dopo l'inchiesta sui finanziamenti, congelata l'investitura dell'ex sindaco di Avola. Se ne parla anche nelle pagine interne di vari quotidiani locali, regionali. E poi contro gli abusi edilizi, le verifiche con i droni. Ormai la tecnologia aiuta anche in questo a svelare quello che magari dall'esterno non si vede, ma che dal cielo si vede appunto benissimo. Boom di controlli, leggiamo ancora su Repubblica, della Polizia Municipale. Le denunce a Palermo sono aumentate del 54%. C'è anche la notizia della riapertura dell'ippodromo, il futuro è legato ai nuovi proprietari, ci si prova almeno a rimettere in piedi tutto. Allora andiamo adesso invece nelle pagine interne per ricominciare da Repubblica Palermo, ancora con la situazione della politica, spesso e volentieri in primo piano sul quotidiano palermitano, in questo caso con il centrodestra in primo piano, con Fratelli d'Italia. La resa dei conti, stop alla nomina del segretario unico, e c'è una fine corsa per Cannata dopo la vicenda dei soldi ricevuti quando era sindaco. Restano due coordinatori regionali e c'è un'ipotesi di quello che si può chiamare un commissariamento appunto che arriva da Roma. Questa è la situazione appunto in seno al centrodestra per quanto riguarda Fratelli d'Italia. A proposito di centrodestra, si discute tanto e l'ha fatto ancora Salvini del ponte sullo Stretto. Siamo in attesa appunto dei lavori che, come sappiamo, dovrebbero partire proprio quest'anno, e Salvini ritorna sull'argomento, rilancia la ripresa dei lavori, nuovamente lo fa, viene ripreso dalla Sicilia di Catania. Salvini: nessun ritardo, primi cantieri in primavera. Le picconate che arrivano, lo sappiamo, ambientalisti e opposizioni a Bruxelles, la Commissione dell'Unione Europea vigili sull'opera. Questo chiedono ovviamente gli ambientalisti e le opposizioni, ma appunto il ministro si dice sicuro di un lavoro appunto atteso da
anni, da decenni anzi, che dovrebbe partire appunto nella primavera di quest'anno, e potrebbe essere un richiamo anche per il turismo, ovviamente, questo ponte, quando e se ci sarà. Ma di questo aspetto del turismo se ne parla proprio su Gazzetta del Sud, con l'agenzia regionale che nasce appunto. È un progetto normativo che ha preso forma all'Ars sotto la spinta soprattutto di Fratelli d'Italia. Nasce appunto l'agenzia regionale, un nuovo carrozzone, dice l'opposizione. Nel disegno di legge anche l'aumento dello stipendio ai sovrintendenti dei teatri oscillerà tra 50 e 100.000 euro all'anno. Questo è l'idea appunto per quanto riguarda gli stipendi, ma appunto il tentativo di venire incontro a quelle che sono le esigenze del turismo siciliano, chiaramente di una regione come la nostra, bellissima, che dovrebbe tentare di sostenersi proprio anche attraverso il turismo. Abbiamo visto poi nei titoli la situazione invece legata ai droni che appunto vanno nei cieli per vedere se ci sono abusi edilizi, e lo ritroviamo su Repubblica Palermo con questo dossier dei droni e delle segnalazioni dei cittadini. Boom di denunce per abusi. Gli esposti inviati alla polizia municipale, pensate, sono cresciuti del 54% in un solo anno, però il comandante fa sapere aumentano anche i cantieri in regola. Si parla proprio dei controlli. L'anno scorso c'è stata un'impennata appunto dei controlli e sono cresciute anche le denunce del 30% e di conseguenza anche le persone denunciate, in tutto 180. I metri quadrati sono il 15% in più rispetto al 2023, i metri quadrati di costruzioni passati al setaccio dai vigili urbani, maggiori controlli anche sui terreni, appunto in questa vicenda che trova anche l'appoggio, fra virgolette, della tecnologia attraverso appunto l'utilizzo dei droni. Andiamo ora sulla pagina di Catania della Sicilia per vedere la situazione di una notizia di cui abbiamo parlato nei nostri telegiornali. Il vigile migliora ma c'è chi protesta. Ci riferiamo alla vicenda che vede coinvolto appunto il 64enne che aveva avuto un infarto mentre faceva delle multe in via Gabriele D'Annunzio. Oggi potrebbe essere sciolta la prognosi sulle condizioni dell'uomo. Intanto il Movimento Pro Italia se la prende con il sindaco di Catania. Questo troviamo sulla prima pagina della Sicilia legata a Catania, e andiamo proprio all'interno invece per farvi vedere queste altre notizie che troviamo. Ad esempio questa: dal chiosco dei fiori alla villa con maneggio, confiscato il tesoro dei boss. Stiamo parlando del clan Cappello. Il tribunale ha confermato il sequestro dei beni nei confronti di Salvuccio Lombardo e del figlio. Ad aprile c'è appunto l'appello. E poi in Corso Sicilia, ruba in market della zona rossa, 28enne allontanato e denunciato. E l'altra notizia che di cui abbiamo parlato anche nei TG di ieri, l'arresto e la caccia al complice, assalto all'Euronix a caccia di iPhone, non li trovano e per questo cambiano negozio. Angelo, a te. Grazie Marco, fra poco torniamo di nuovo ai quotidiani, stavolta leggeremo i titoli sulle testate nazionali che riguardano evidentemente i fatti non solo italiani ma anche quelli che arrivano dall'estero. Ci fermiamo, c'è una breve sosta, no, anzi prima di fermarci andiamo a vedere il traffico. Eccolo qua, vedo collegato da Messina. Buongiorno. Ecco, buongiorno, l'assistente capo Ivan Lanzo. Siamo a Messina, Polstrada, compartimento della Sicilia orientale. Qual è la situazione della viabilità sulle strade e autostrade che sono di competenza vostra per la Sicilia orientale? Allora, fortunatamente oggi al momento non si registrano novità dell'ultima ora, quindi
non possiamo fare altro che ribadire i consueti rallentamenti sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa, nonché nella diramazione che da San Gregorio ci porta a Catania Centro. Rimaniamo in A18 dove, a causa della presenza anche di qualche cantiere nella zona tra Giara, Cireale e viceversa, insomma in tutte e due le gareggiate il traffico è sempre abbastanza rallentato. Sempre in A18 ricordiamo che nel tratto che va da Avola a Cassibile rimane inibito il transito per tutti i veicoli che hanno una massa superiore alle 7,5 tonnellate. Ci spostiamo in A19 dove sempre per i veicoli in direzione Palermo rimane chiuso lo svincolo di Enna, pertanto l'uscita consigliata rimane sempre quella di Vittaino o di Mulinello. Sempre in A19 rimane chiusa la rampa di immissione che da Caltanissetta va in direzione Catania. Ci spostiamo infine in A20 dove a causa del rifacimento del cavalcavia numero 3 rimane chiuso il tratto di strada che va da Rometta a Milazzo, quindi il traffico è totalmente deviato sulla stradale 113. Non ci rimane altro che augurare sempre di consigliare il rispetto delle più normali norme di comportamento e augurare a tutti buon viaggio e una buona giornata. Grazie alla Polla Strada, il compartimento della Sicilia orientale. Stamattina con noi l'assistente capo Ivan Lanzo da Messina. E adesso vediamo, con il supporto anche delle immagini, qual è la situazione del traffico a Catania. Circonvallazione che si presenta chiaramente bagnata perché la pioggia anche se non forte continua a bagnare il manto stradale e il traffico particolarmente, va particolarmente a rilento in tutte e due le direzioni. Dalla circonvallazione siamo adesso in via Vincenzo Giuffrida, traffico piuttosto intenso in ingresso, per intenderci, dall'arrivo di Viale Mediterraneo per raggiungere poi via Vincenzo Giuffrida e entrare in città. Sicuramente molto più serena la situazione in uscita stamattina dalla città di Catania. E adesso facciamo la prima sosta della giornata, poi fra poco andremo a leggere i quotidiani nazionali con Marco Carli. Gli aggiornamenti adesso dai quotidiani in edicola con Marco Carli, quelli nazionali stavolta. Quotidiani nazionali che si occupano, come spesso avviene in questi giorni, di vicende internazionali, perché insomma da quando è diventato ufficialmente presidente degli Stati Uniti ogni giorno Trump fa parlare di sé, l'ha fatto anche in questa occasione perché ha parlato, e molto male, di Zelensky, per cui riallacciando l'asse con Putin. Su questo aprono i quotidiani nazionali nella giornata di oggi. Poi ci sono ovviamente le condizioni di salute del Papa, la situazione in Medio Oriente, il caso Paragon delle intercettazioni e il calcio con la debacle delle squadre italiane in Champions League, tutte eliminate. L'ultima, la Juventus, nella serata di ieri, resta solo l'Inter. Andiamo sul Corriere della Sera con il titolo che appunto è l'assalto di Trump a Zelensky. Sconcerto per le frasi del presidente da Berlino, che attacca anche l'Europa. In Ucraina ha fallito Putin, in Arabia colloqui positivi, dice dunque lo zar, il responsabile appunto di tutto questo, secondo l'Unione Europea. Invece Trump avrebbe un po' cambiato idea. Scontro sulle cause del conflitto, poi gli insulti del leader degli Stati Uniti, il dittatore, queste sono le accuse, è un comico mediocre. Come vi dicevo, nelle pagine del Corriere della Sera troviamo anche le notizie legate alla situazione di salute di Papa Francesco. Si alza e riceve anche il Presidente del Consiglio e vigile scherza, dice Meloni, invece le condizioni del pontefice in lieve miglioramento. Dicevamo anche dello sport, come al solito in questi casi sul Corriere della Sera, sotto la testata il richiamo dopo Milan-Atalanta, fuori anche la Juve e dunque una 2 giorni europea. Oggi si gioca in Europa League, certamente disgraziata per l'Italia. E poi invece legato
legato al mondo dello sport, ma non solo, e questo richiamo con foto in prima. Che cosa si riferisce? A una tennista che ha visto il suo stalker fra gli spettatori. Lo shock e il pianto della tennista è successo a Dubai e la tennista è Emma Raducanu. L'uomo è stato ovviamente allontanato dal pubblico, dagli spettatori, ma questa è la reazione della ragazza, della sportiva, alla vista di quest'uomo. Andiamo su Repubblica per vedere l'apertura, che come detto è un po' simile su tutti i quotidiani. In questo caso si fa riferimento alle parole di Trump nei confronti di Zelensky. Tant'è vero che il titolo, lo leggiamo, è proprio Trump insulta Zelensky, dittatore mai eletto, questa è la prima accusa, e addirittura comico mediocre. Il conflitto non doveva nemmeno cominciarlo, per cui sarebbe stato lui, secondo Trump, appunto a far incominciare tutto. Anche Musk attacca e Mosca applaude. Il presidente ucraino vive solo di disinformazione russa, dice, e questa è la risposta di Zelensky a Trump. Intanto l'Europa che cosa fa? Un po' osserva e un po' prova a mediare, per cui Macron, ad esempio, parla di parole inaccettabili da parte di Washington. In Italia, intanto, Conte si schiera con la Casa Bianca e dice smascherata la propaganda bellicista. Insomma, ci si confronta. Esatto. Le agenzie questa mattina poi probabilmente rivelano quello che è il motivo per cui Trump in questo momento prende di mira Zelensky. Non è tanto per la guerra, secondo me, guarda, perché l'amministrazione Trump vuole raggiungere un accordo sui minerali con l'Ucraina. Ecco. Prima di autorizzare potenzialmente un maggiore sostegno militare statunitense a Kiev. Quindi diciamo il nodo del contendere sono queste praticamente diciamo, le miniere, i minerali critici che servirebbero agli Stati Uniti per produrre determinate, si parla di grafite, uranio, titanio, litio, che è un componente quest'ultimo importante nelle batterie delle auto elettriche. Quindi abbiamo capito perché è sempre la politica, insomma, va in primo piano, non tanto la volontà o la voglia di arrivare alla pace, ma quella di stringere alleanze che siano munifiche, no, per le varie nazioni. Ritorniamo sulla prima pagina di Repubblica con appunto le notizie legate al Papa, con i medici che parlano di un lieve miglioramento, e poi la visita di Meloni che lo ha trovato di buon umore. Le pagine interne di Repubblica certe volte approfondiamo appunto con le pagine interne, e in questo caso troviamo questo titolo: Trump scarica Zelensky. Ecco il titolo: il presidente che attacca è un dittatore, bisogna votare subito, dice Musk, siete come i russi, Mosca festeggia pagliaccio fallito, addirittura queste sono le dichiarazioni appunto dei russi. Per quanto riguarda invece il Papa, questo l'approfondimento all'interno di Repubblica: Papa malato, lieve miglioramento, e lui lascia il letto per la poltrona. Quadro sempre complesso, ma per la prima volta i farmaci sembrano aver effetto, e Bergoglio si alza per ricevere un ospite a sorpresa, che è appunto Giorgia Meloni. E poi la situazione sulle intercettazioni, che ritorna spesso e volentieri in Italia, in questo caso con la polemica legata a Paragon e al DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Nordio che dice mai fatte intercettazioni. Schlein ovviamente accusa il governo di latitare, i guardasigilli nega che la penitenziaria e il ministero abbiano usato il software spia, ma restano gli affondi da parte di PD, Italia Valori e Movimento 5 Stelle, in una situazione che appunto richiama a tante polemiche, tanto è vero che è appunto l'occhiello di questo articolo che troviamo su Repubblica. Come detto, le aperture dei vari quotidiani sono tutte dedicate alla situazione Trump-Ucraina, e ovviamente con la Russia che guarda con interesse a quello che succede. Si differenziano un po'
i titoli per cui da una parte su Avvenire troviamo schiaffo all'Ucraina, abbiamo visto su Repubblica c'è l'insulto di Trump a Zelensky. Se lasciamo Avvenire e andiamo sul Resto del Carlino, il quotidiano nazionale, in questo caso è Trump che scarica Zelensky, ma c'è l'effetto tutto sommato interessante legato appunto all'Unione Europea. Fino ad ora, lo sappiamo, Unione Europea e Stati Uniti sono andati a braccetto anche nel supporto tutto sommato all'Ucraina e nelle sanzioni contro la Russia. Adesso che cosa succederà? Kiev accusa, il presidente degli Stati Uniti ascolta le falsità di Mosca e lui attacca, è un dittatore mai eletto oltre che un comico mediocre. L'Europa invece si muove in questo caso verso una traiettoria opposta, almeno stando alle notizie che si hanno fino a ieri, sì a nuove sanzioni e viene anche intervistato un politologo che dice il tycoon cede l'Ucraina alla Russia, si illude di staccare Putin dalla Cina, lo dicevi tu prima Angelo, poi alla fine è tutta una questione di economia internazionale, no? Per cui per fronteggiare la Cina che va avanti anche con l'intelligenza artificiale si trova poi anche la sponda della Russia, purtroppo è così. Andiamo a vedere sul Manifesto invece, perché sono sempre azzeccati i titoli del Manifesto, in questo caso c'è Trump che guarda Zelensky e il titolo è usa e getta, ovviamente il riferimento è agli Stati Uniti che appunto mandano un chiaro segnale all'Ucraina. Zelensky è un dittatore, un comico mediocre a caccia di soldi, si muova in fretta o non avrà più un paese. Nel più clamoroso capovolgimento di fronte dal dopoguerra Trump scarica il leader dell'Ucraina e la sua guerra e insieme a lui 80 anni di politiche atlantiche. Ecco, e questo è il punto. Cioè, in questo momento si sta sconfessando quello che è stato per 80 anni uno stato di fatto, un'unione effettiva fra l'Europa e gli Stati Uniti che in questo momento non c'è più, un po' la questione dei dazi, un po' le misure che sono state applicate da Trump e che potrebbero coinvolgere anche l'Europa che si è ritrovata spiazzata, lo è ancora di più dopo queste ultime notizie. Troviamo invece, per concludere ancora sul Manifesto, la situazione legata a Paragon con appunto Nordio che scagiona il DAP. Abbiamo detto che cos'è il DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, smentita la linea di Mantovano, contro di noi rifugiati, dossieraggi e montature, dice Casarini. In questo caso, ecco, assume un'importanza meno rilevante ciò che succede in Israele e Palestina, tutti liberi e tregua permanente. Questa è un'altra chiave di lettura. Quando interviene Trump si parla di quella particolare zona del mondo, nei giorni scorsi di più del Medio Oriente, in questo caso di più di Ucraina e Russia. La notizia poi di Paragon ritorna anche su altri quotidiani, diventa la notizia diciamo di secondo piano dopo quella di Trump, qui ripreso in questa foto così particolare, fotomontaggio ovviamente. Paragon, le ONG spiate da oltre un anno, lo scandalo imbarazza il governo con il caso Caputi, le intercettazioni su Casarini sono incominciate a inizio del 2024. Bonelli e Fratoianni dice spiati anche noi, e poi chiudiamo questo riferimento appunto alla situazione delle intercettazioni con l'Unità. Si ingigantisce lo scandalo, dice l'Unità, dal telefono di Casarini spiavano vescovi e cardinali, e la domanda che arriva è appunto questa: il governo sapeva di tutto ciò? Vedremo che cosa succederà nelle prossime puntate, nei prossimi giorni. Angelo, a te. Grazie Marco. Adesso vediamo le previsioni meteo della giornata e poi cominceremo con i nostri ospiti in studio.
Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con molta variabilità al centro-sud per infiltrazioni di aria umida in quota, con qualche possibile goccia di pioggia, specie sul Lazio e Sicilia orientale. Al nord invece tornerà a splendere il sole. Sulla Sicilia, come dicevo, il tempo sarà variabile nella giornata di giovedì, con qualche fenomeno sparso sulla Sicilia orientale, altrove invece i cieli saranno sereni o parzialmente nuvolosi. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 15-16 gradi. Nel corso della giornata di venerdì il tempo sarà ancora variabile sulla Sicilia, con cieli infatti che risulteranno in prevalenza sereni, nuvolosità a tratti irregolare in particolar modo ancora sulla Sicilia orientale, con qualche possibile goccia di pioggia. La ventilazione in prevalenza debole, con mari infatti poco mossi, localmente mossi ma solo al largo, e temperature senza variazioni. Per maggiori dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Devi sapere che i funghi Pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. Cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando la stessa cosa, diciamo, ora queste vongole fresche, di acidezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza? Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto? Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi l'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cai. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto. Allora, sorridiamo di mattina, ci mettiamo di buon umore con c'è chi la vuole cotta. E allora, buongiorno a Pino Liberti, che è il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Catania. Buongiorno. E grazie anche a Giuseppe Di Stefano, consigliere dell'Ordine dei Medici, ma anche ginecologo e anche segretario dell'Ordine dei Medici di Catania. Stamattina parliamo della donazione del cordone, del sangue, del sangue cordonale, del cordone. Allora, c'è un importante incontro, diciamo, tra esperti del settore, organizzato da Pino Liberti. Se ne parlerà nella sede proprio dell'Ordine. Lo farete nella giornata di oggi pomeriggio. Questa è una iniziativa che nasce per volontà di una commissione che mi è stata affidata, che è la Commissione Associazionismo Volontariato. Un collega, il dottore Caruso, mi ha pressato perché parlassimo di questo argomento, che devo confessare era un argomento che io non conoscevo bene e non avevo mai approfondito. Abbiamo sentito quella volta la dottoressa Tancredi, che è la responsabile della qualità della banca del sangue da cordone ombelicale di Sciacca, e devo dire che la dottoressa Tancredi mi ha aperto un mondo, perché ci ha raccontato quali sono le implicazioni presenti e future dell'utilizzo di questo sangue, e mi sono chiesto quanti cordoni ombelicali vengono gettati via dopo il parto. Tanti. E quindi ci siamo inventati questa giornata per sensibilizzare le aziende ospedaliere e l'ASP sull'argomento, e abbiamo invitato i direttori sanitari e i reparti di ginecologia e di neonatologia di tutte le aziende ospedaliere dell'ASP per parlare. Verrà la dottoressa Tancredi, verrà anche il suo direttore e ci racconteranno cosa si può fare, cosa si potrà fare, soprattutto quali sono le implicazioni prospettiche dell'utilizzo del sangue cordonale. Speriamo che riusciamo a fare un buon lavoro che serve ai cittadini per curare malattie che oggi sono incurabili. Allora,
con il dottore Di Stefano, che diciamo conosce la materia, la vive la materia, no? Cerchiamo di capire cosa significa, cosa potrebbe significare l'applicazione nella medicina, no? Perché sappiamo che molte malattie potrebbero essere curate, no? dal sangue del cordone cordonale, chiedo scusa. Allora, io sicuramente non sono l'esperto di questo settore, però noi ne parliamo con le nostre pazienti spesso durante la gravidanza, e devo dire ci sono due possibilità: una possibilità di una conservazione personale e una conservazione che è quella di cui si dovrebbe fare più uso, che è quella diciamo per il mondo, perché ecco, questo sangue che poi viene conservato potrà essere dato per tutti gli usi che sono previsti in maniera eterologa, diciamo, e non autologa, non all'interno della famiglia. Ecco. Si parla di malattie di natura sia ematologica ma anche immunologica. Assolutamente. Allora, sicuramente le motivazioni che implicano, talvolta, come stavo dicendo, ci sono pazienti che scelgono di fare questa conservazione personale, quindi con un costo personale. E quello è qualcosa che è assolutamente una scelta di coppia per un futuro, nel caso potesse servire per il bambino. Invece l'uso normale è quello di poterlo donare in generale, e la funzione di questo sangue cordonale è quello di poter dare un contributo alla donazione per la presenza importante di cellule staminali che permettono il trapianto di midollo, il trapianto di sangue, per esempio, nelle malattie come la leucemia, nei linfomi, nelle malattie immunologiche, come lei diceva. Ci sono anche delle prospettive di un uso di queste cellule staminali anche in malattie degenerative come il diabete o nelle malattie cardiovascolari. Se ne parla anche per la malattia di Alzheimer, là dove oggi non abbiamo grandi mezzi, pare che associato con l'uso delle cellule staminali con altre terapie riesca a dare qualche risultato. Ecco, ci sono degli usi ormai consueti che si sono ben definiti, degli usi, delle prospettive, ecco, anche che si aprono sull'uso di queste cellule staminali, che sono delle cellule che possono fornire, ecco, un aiuto, e anche per esempio nel trapianto di organo nel paziente immunocompetente. Tra i temi di oggi, a parte quelli di carattere proprio strettamente tecnico, che è affidato agli esperti del settore, c'è anche quello legato alla normativa in Italia. Ci sono delle novità, ci possono essere delle novità rispetto a quello che è, diciamo, oggi la legge, che consente la legge? Ma la banca del sangue cordonale di Sciacca mi dicono essere tra le più importanti e tra le più efficienti d'Italia. Devo dire che li ho sentiti, i colleghi hanno un grande entusiasmo. Loro sostengono, io non posso entrare nel merito della normativa, ma loro sostengono che si tratta di un'operazione estremamente semplice. L'ostetrica taglia il cordone ombelicale, di solito viene buttato, e invece loro chiedono che venga conservato tutte le volte, opportunamente conservato ovviamente con delle precauzioni che sono ovvie, e poi mandato alla banca del sangue di Sciacca, che lo conserva per gli usi che se ne possono fare nel tempo, e serve sia per motivi terapeutici, come ha sottolineato il collega, ma anche per motivi di studio, perché in prospettiva ci sono studi avanzati, e io credo che la parola chiave l'abbia detta il dottore Di Stefano: cellule staminali. Tutti abbiamo sentito parlare di queste cellule che si chiamano pluripotenti, significa che possono seguire il percorso di ogni organo,
e che quindi in casi nei quali organi del nostro organismo fossero, come dire, deficitari, queste cellule staminali prese da sangue e dal cordone ombelicale possono essere o potranno essere utilizzati, se mi passa il termine, per riparare l'organo. Stavo per dire lo stesso termine. Sì, per riparare l'organo malato, ecco, questo è il senso. In prospettiva, ecco, Certo. sicuramente. Ma quanto è importante il ruolo delle strutture ospedalieri e dei centri di raccolta e quello che può essere la loro collaborazione, cioè il fatto che ci possa essere questo scambio di informazioni, questa collaborazione anche nella ricerca, può chiaramente implementare, può aiutare, può supportare e facilitare anche il percorso. Beh, io credo che il problema principale sia dare più diffusione, sensibilizzare di più il medico, ginecologo, ma anche l'ostetrica, che è quella che poi di fatto opera in sala operatoria questo prelievo del sangue cordonale nei modi più precisi, già prestabiliti da una normativa, da un protocollo, c'è un protocollo ben definito, per cui deve essere fatto in determinate donne, si fa una preparazione, un discorso con la donna generalmente durante la gravidanza, può essere affrontato, ritengo, anche in sala parto, ma sicuramente poi si devono fare, diventa più complicato perché bisogna andare subito a fare tutta una serie di controlli e una raccolta anamnestica per capire, ecco, se ci sono le condizioni per poter fare questo prelievo. E quindi la scelta della commissione presieduta dal dottore Liberti, che è in questa direzione di sensibilizzare la popolazione, e i reparti in cui tutto ciò viene poi effettuato, è sicuramente importante, ma forse ci vorrebbe qualcosa in più oltre a questo, forse anche i mass media dovrebbero collaborarci, noi siamo qui proprio per questo. E questo è sicuramente, vi siamo grati, perché sicuramente anche l'importanza della sensibilizzazione e l'importanza di sapere che è una donazione che non costa niente. Non ci sono rischi, perché viene fatto già dopo che è stato reciso il cordone ombelicale, non ci sono mai stati problemi né per il neonato né per la madre, e quindi è un qualcosa che può essere fatto senza nessun costo, senza nessun rischio personale, e che viceversa, come diceva bene il dottore Liberti, molti di questi cordoni ombelicali, molte di queste placente vengono gettate senza che poi se ne possa fare uso. Allora, prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento è oggi pomeriggio, 15:30, siamo nella sede dell'Ordine dei Medici di Catania, si comincerà alle 15:30, un confronto aperto tra esperti che potranno in qualche modo scambiarsi delle opinioni e magari indicare una strada per poter... Gli esperti lo sanno già. Sì. Io credo che bisogna sensibilizzare da un lato la popolazione. È un gesto che non costa nulla e che può produrre nel tempo effetti straordinari a favore di tutti. E quindi è un gesto che va fatto, che secondo me non è mai stato sottolineato abbastanza, e per questo oggi abbiamo pensato, e la ringrazio per l'invito, di dirlo a tutti, a tutte le persone che sono in procinto di partorire o che hanno intenzione di partorire. Non costa nulla, è un organulo che verrebbe buttato. Se c'è il consenso a mantenerlo, può servire nel presente e nel futuro. C'era stato un momento qualche anno fa in cui si era iniziata una campagna di questo tipo, poi a un certo punto questo forse non se ne è parlato più. Non se ne è parlato più. Bisognerebbe capire il perché non se ne è parlato più. Perché le cose in Italia, se non le dice la televisione, non sono vere. Va bene, allora stamattina siamo qui per dirlo, mi raccomando, sensibilizzazione massima perché la donazione del sangue cordonale possa veramente prendere piede, ma per tanti motivi, l'abbiamo detto, per la famiglia stessa, e per il futuro, perché magari la scienza può veramente
pensare a riparare i nostri organi grazie alle cellule staminali. Ci si arriverà, sicuramente ci arriveremo, e questo potrebbe essere diciamo, un'ulteriore spinta. Grazie al dottore Pino Liberti, che è il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Catania, grazie anche al dottore Giuseppe Di Stefano, che è consigliere dell'Ordine dei Medici ma anche ginecologo. Buon lavoro. Grazie per l'invito. E magari ci ritroviamo per implementare questa campagna. Vi vengo a raccontare cosa è successo oggi. Benissimo, Okay. grazie. Ci dobbiamo fermare, il tempo ci insegue, restiamo un attimo fermi tutti, c'è una breve pausa e torniamo subito dopo. Questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. cui facciamo un falso Uguali. ragù. Cioè, stavo pensando alla stessa cosa, diciamo, ora queste vongole fresche, di acitrezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, O sì, sono esatto, quelle... guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza. Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto? Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Sì, così. Magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi... L'hai assaggiata? Andiamo avanti. Di nuovo Ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Caro. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto. Allora, di nuovo insieme, di nuovo in studio, voltiamo pagina, abbiamo parlato prima della donazione del sangue cordonale, ora invece parliamo di un campetto di calcio, bisogna trovare un campetto di calcio. Buongiorno al presidente della ASD San Berillo Calcio Popolare, Dario Di Stefano, buongiorno. Con noi in studio c'è anche Anna Bellia, che è la segretaria dell'associazione. La vostra storia comincia diciamo nel 2016, partiamo dall'origine, quando in qualche modo pensate, perché poi l'obiettivo qual è? C'è una mission, e la mission è quella di regalare a chi magari non ha la possibilità di andare a iscriversi in un'associazione professionistica, in una squadra professionistica e fare calcio di un certo tipo, regala la possibilità, e in qualche modo non solo regalare questa possibilità di fare sport, ma di togliere, diciamo, dalle tentazioni che esistono in giro questi giovani, i nostri giovani. Cominciate con un campetto particolare, che è quello della Fiera di Catania, cioè di Piazza Carlalberto. Là incominciate a muovere i vostri primi passi e capite che probabilmente si può fare qualcosa in più. Che cosa è successo? Perché poi c'è stata la pandemia, tutto si è quasi bloccato, ma a un certo punto avete deciso, vi sto raccontando questa storia, avete deciso di fare qualcosa di diverso e avete pensato a un campionato, che è quello di partecipare a questo campionato che si fa con l'Unione Italiana Sport, diciamo, per tutti. Tecnicamente è UISP, questa è la sigla di questo campionato a cui ci si affilia per poter giocare. Serve un campo però. Senza un campo il campionato non si può fare. Prima ce l'avevate, adesso non c'è più. Mi dite perché prima c'era questo campetto che era quello di Montepo, dove vi allenavate, dove facevate le vostre partite, e adesso questo campo non c'è più? Che cosa è successo? È successo che il campo di Montepo, che era dato a gestione privata, il campo di Montepo è un campo comunale. Sì. Quindi si allenava anche il calcio Catania molti anni fa. Molti anni fa. Era dato in gestione ad una società privata con la quale eravamo riusciti... Una società calcistica? Una società calcistica, l'Atletico Catania, con la quale eravamo riusciti a trovare un accordo appunto per svolgere il nostro allenamento settimanale e la nostra partita in casa.
Noi avevamo in realtà anche provato a ottenere un campo direttamente con l'amministrazione comunale, quindi con un campo pubblico del comune. Non ci eravamo riusciti, non ci eravamo arresi e avevamo trovato questa soluzione. Purtroppo però il 12 febbraio, credo, il campo è tornato a gestione diretta del comune, che ha momentaneamente chiuso il campo. Ha bisogno, ha necessità di lavori? Per fare delle verifiche. Il campo è rimasto aperto è utilizzato regolarmente fino al giorno prima. Evidentemente sono necessarie delle verifiche per ridare l'agibilità al campo e poi verrà riassegnato. Noi in questo momento quindi siamo rimasti senza un campo e la nostra preoccupazione deriva dal fatto che già in una prima fase, nel momento delle assegnazioni, non siamo stati tenuti in considerazione in nessun modo. Eravamo riusciti a trovare una soluzione e adesso ci ritroviamo punto e a capo, come dire, con appunto il timore di non poter più svolgere le nostre attività, visto anche che per esempio non c'è stata data nessuna comunicazione di questo cambio di gestione. Adesso cercheremo di capire, magari questa storia la porteremo magari avanti, cercheremo di coinvolgere anche l'assessore Arramo, che è molto sensibile a questi... Perché siamo proprio a metà del campionato. E quindi che significa? Essere esclusi dal campionato sarebbe veramente brutto. È abbastanza allora, ma quanti sono i ragazzi che lavorano con voi? Ormai, che si allenano con voi? Ormai una trentina sono di tesserati. E, abbiamo cominciato intanto appunto con i bambini quando fu nel 2016 e invece poi dall'anno scorso con le attività che abbiamo ripreso in quartiere anche con gli amici dell'osservatorio. Piano piano i ragazzi sono aumentati e abbiamo ricominciato a giocare. Quindi adesso siamo arrivati a una trentina di persone. Tra le altre cose, voglio dire, l'iscrizione al campionato non è a titolo gratuito, non si fa gratuitamente, sono dei costi, ho calcolato circa 4.000-4.500 euro, così, senza contare le trasferte, senza contare... stiamo parlando, siamo pronti via, ci iscriviamo, tesseriamo questi ragazzi, e li sistemiamo, gli mettiamo il completino a disposizione e tutto il resto. Quindi la vostra presenza qui oggi è importante per dire che la vostra attività è fondamentale e per il gioco del calcio, perché risulta essere un'attività che coinvolge i ragazzi, che li attira, che li coinvolge, che li toglie dalla strada. C'è un progetto di inclusione sociale, si abbattono così quelle che possono essere le differenze anche sociali, ma anche le barriere che ci possono essere poi in alcuni casi. Si evitano problemi di bullismo perché i ragazzi vivono insieme alla loro quotidianità e si legano l'uno all'altro e diventano tutto un gruppo, così come dovrebbe essere negli sport di squadra. La soluzione è Montepo o ci possono essere anche altre soluzioni? Perché sulla città di Catania ci sono diversi campi di calcio, non tutti sono attivi, non tutti sono utilizzabili, non tutti hanno a disposizione, non tutte le strutture sono subito agibili. Stamattina possiamo fare un appello, facciamo un appello all'assessore Parisi e lo facciamo anche al sindaco di Catania Trantino, perché si possa restituire a una realtà come la vostra la possibilità di poter in qualche modo svolgere questa missione sociale. Lo facciamo ben volentieri questo appello e tra l'altro siamo anche fiduciosi che venga accolto in tempi brevi. Poi c'è anche da dire che appunto questo del campionato WISP è stato un impegno che coinvolge chi ha creduto in questo progetto, l'ha finanziato. Noi siamo davvero partiti dal basso e abbiamo preso tutto per questi ragazzi, dalle scarpette ai calzettoni, le visite mediche. C'è stato un investimento di forze, energie, lavoro e denaro non indifferente. Come si fa a finanziare la vostra attività? C'è la possibilità di fare una sottoscrizione online, c'è la possibilità di venire verso la vostra sede per dire noi siamo qui, facciamo questo alla luce del sole, i nostri ragazzi giocano a calcio, la prossima partita dove e quando si dovrebbe giocare? Questa è la Intanto dove? Questa è la domanda che ci ha portato qui, diciamo. Ecco. Ma il calendario che cosa prevede? C'è un calendario?
Scherzi Sabato. che non sono tanto scherzi, a parte è possibile contribuire e finanziare il progetto, partecipare al progetto tramite la nostra pagina Instagram, trovate il link al crowdfunding, alla raccolta fondi. Sabato abbiamo la prossima partita che in teoria dovevamo giocare in casa, ma vedremo in qualche modo di trovare una soluzione. Noi comunque non ci fermiamo e Un una campetto si può soluzione sempre trovare. la troviamo. Più che Un altro campo da ci 11. facciamo ospitare Da qualche altra società, da qualche altra struttura? dagli avversari. Quindi noi di non fatto farete la partita in casa? facciamo le partite in casa in trasferta. Cioè, E ci siamo le partite- mostrati molto aperti, almeno, cioè, nel Ma senso, ci stanno aiutando. anche perché voglio dire, lo spirito che anima questo tipo di campionato è quello, abbiamo già detto, dell'inclusione, è quella di darsi una mano l'uno con l'altro. Esatto. E comunque, venendo dalla strada, ci sono molti ragazzi, molti hanno iniziato per strade, anche i grandi campioni, dal Brasile in particolare, si giocava sulla spiaggia a calcio, si giocava nei cortili, per poi anche Pelé, insomma, era uno che giocava, è un grande campione, però ha iniziato lì. E anche Catania non è estranea a tutto questo. E quindi i fenomeni sono uguali. Quindi cosa può dare, così chiudiamo, un ragazzo che viene dal calcio di strada a una squadra poi professionistica? Può dare la sua esperienza, può portare quella voglia di rivalsa? Sicuramente può portare anche uno spirito diverso di chi ha iniziato a fare sport per strada. Infatti l'invito che vogliamo fare finale è di venire la domenica pomeriggio alla fiera in piazza Carlo Alberto, perché è lì che noi davvero svolgiamo la nostra attività. Noi facciamo calcio popolare, ma calcio di strada, che significa vivere la piazza, giocare, prendere il sole, stare insieme, conoscersi, ed è anche tramite questo che creiamo, come dire, un modo diverso di vivere la città. Noi lo facciamo non tanto per beneficenza, ma perché crediamo davvero che sia possibile vivere la città in un modo diverso e che poi sia anche percepita come uno spazio più sicuro, più bello da vivere, che non passa per zone rosse o esclusione o chissà cosa, ma passa dallo stare insieme, dal conoscersi, dal guardarsi in faccia, dal giocare insieme. Costruire realtà differenti rispetto a quelle che... E dal costruire relazioni. Grazie al presidente della SD San Berillo Calcio Popolare, grazie anche Dario Di Stefano e grazie anche ad Anna Bellia, che è segretaria dell'associazione. L'appello l'abbiamo lanciato, speriamo insomma che sia stato recepito. Adesso ci fermiamo, ma per poco vediamo gli appuntamenti del fine settimana. Facciamo così. È il momento di guardare le stelle con Marco Amato. Buongiorno Marco e ben trovato. Ben trovato e buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buon caffè, tazzina Grazie. Molto particolare. Decisamente, mi piaceva moltissimo l'idea della coppa, che mi ricordava un po' un calice antico, proprio perché oggi citiamo un pochino di mitologia e di letteratura del passato, perché oggi vi volevo narrare di un poema epico che ancora una volta viene trasposto in cinematografia. Ebbene, mi riferisco all'Odissea, l'Odissea di Omero, quindi le vicende avventurose dell'astuto Ulisse, il Laerziano. Ebbene, il re di Itaca, dopo aver partecipato alla guerra di Troia, tenta di tornare a casa, ma le sue vicissitudini sono sempre impedite da Nettuno, dio dei mari, che ce l'aveva con lui per aver accecato il figlio Polifemo, e per tutta una serie di piccoli peccati di Iubris che gli dei vollero punire. Questa ricordo da piccolino che assistetti proprio a una trasposizione cinematografica di un regista italiano in cui addirittura Penelope era interpretata da un'indimenticabile Irene Papas. Ma ai tempi moderni
cosa accade? Chi sono i protagonisti? Niente meno che Matt Damon. Il bel Matt sarà proprio il novello Ulisse. Sono già usciti su social i primi rumors e le prime foto con lui vestito proprio da Ulisse. Ci aspettiamo moltissimo, anche perché per la regia del grande Christopher Nolan è assolutamente un'aspettativa interessantissima quella che nutriamo, anche perché mediaticamente ci riguarda molto da vicino, perché la maggior parte delle scene, come giusto perché il percorso di Ulisse era proprio quello, verranno girate in Sicilia, per cui c'è una corsa ai casting e c'è assolutamente molta curiosità e grande aspettativa da parte di tutti noi per questo svolgimento, per queste riprese. Ebbene, Matt Damon è un bilancia, vedete come i bilancia per adesso tendono molto a trionfare, e appunto il responsabile di questo il pianeta Urano, con la regia di un leone peraltro, Nolan è tale. Ebbene, la sinergia tra i due segni zodiacali è assolutamente perfetta, proprio perché tutti i segni d'aria e i segni di fuoco hanno una compatibilità in sé. Vi ricordo che anche in fisica l'aria è comburente, il fuoco è combustore. Il combusto è il prodotto appunto della reazione chimica, il fuoco fa questa azione, il fuoco non brucia senza l'aria, insomma, per cui le aspettative zodiacali del cielo sono assolutamente foriere di tanto. Ebbene, oggi la luna passa in Sagittario, un pochino più allegria e più istinto, prendiamo tutto molto più alla leggera, ma il vero protagonista della giornata è l'aspetto di quadratura tra Mercurio e Giove. Quindi Mercurio comunicazione, Giove invece abbondanza, aspettative. Quindi chi nello zodiaco parlerà un po' troppo e chi troppo poco? Ariete sicuramente non si farà mancare nulla, vorrebbe dire qualcosa, soprattutto in amore, ma forse si riserverà di pensarci su. Toro, decisamente ottima comunque la vostra configurazione, perché la luna non è più in opposizione, sale l'umore e migliorano le finanze. Gemelli, siete proprio il segno forse più protagonista assieme alla Vergine di questo aspetto zodiacale, che vi aiuterà a gestire un po' meglio la comunicazione e soprattutto anche ad ascoltare pareri che non sempre sono a voi compatibili. Cancro, questi aspetti della giornata vi riguardano relativamente poco, anche se Mercurio ha qualcosa da dire. Probabilmente non vi sentite ascoltati in un'istanza o un'esigenza e lotterete per questo. Leone, nulla vi tange tranne un Giove che crea sempre delle aspettative di grandezza, per adesso insoddisfatte, pazientate Leone, verrà il vostro momento, i segni di fuoco godranno un pochino di più in primavera. Vergine, anche voi siete protagonisti di questa giornata, Mercurio è il vostro pianeta comunque, ed ecco che in opposizione, in quadratura con Giove, vi ricorda che invece avete il dovere di esplicare qualcosa, di dire qualcosa prima che sia troppo tardi. Bilancia, Giove aiuterà voi a sistemare invece tutta una serie di faccende comunicative e relazionali, fare le telefonate giuste e mettere a posto e in chiaro tutta una serie di relazioni. Scorpione, e Mercurio che vi aiuta comunque a stimolare meglio le persone con cui avete a che fare, i progetti vanno spinti e soprattutto le interlocuzioni lavorative hanno bisogno di un più ampio respiro. Sagittario, nel vostro caso forse è il caso di stare un po' muti, proprio perché l'istinto a volte prevale nel vostro carattere e rischiate di essere un po' diplomatici. Capricorno, per voi questa configurazione vi tange poco, solo con Mercurio riuscirete comunque ad essere incredibilmente più intuitivi e a scoprire pure qualcosa che vi interessava sapere. Acquario, con questa configurazione Giove vi porta ad ambizioni comunicative lontane, sono arrivate delle belle notizie, condividetele con gli amici. Pesci, è proprio dai pesci che Mercurio parte per volere dire qualcosa di più, per fare meglio. I pesci in questo momento tendono di ottimizzare un po' tutto e tutti quelli che hanno intorno, per cui utilizzate bene questo Mercurio che è volto solo al benessere di tutti. E detto questo vi auguro una splendida giornata. Ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie Marco, l'appuntamento a domani, adesso le pillole di Almanacco. Il 20 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale della giustizia sociale. Istituita il 26 novembre 2007 dalle Nazioni Unite, promuove la giustizia sociale come principio fondamentale per la convivenza pacifica e prospera tra le nazioni.
Mira a sensibilizzare sull'importanza di eliminare le disuguaglianze, promuovendo l'uguaglianza di genere, i diritti dei lavoratori, l'accesso all'istruzione, la protezione sociale e la parità di opportunità per tutti. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro il 16 giugno 2008 ha adottato all'unanimità la dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, per contribuire al progresso nel mondo globalizzato attraverso l'agenda del lavoro dignitoso. Sapete che esistono diverse tipologie di equilibrio? Immaginate una corda che viene tirata con la stessa identica forza da entrambi i capi e che quindi rimane ferma. In questo caso si parlerà di equilibrio dinamico perché stanno comunque agendo delle forze che si annullano esattamente tra loro. Nel caso in cui invece la corda si trovasse poggiata a terra, allora in questo caso in direzione orizzontale non viene esercitata nessuna forza e si parla quindi di equilibrio statico. Questo è una parte di quanto riportato dal primo principio della dinamica. E prima di salutarci, come sempre, torniamo ai quotidiani da Marco Carli, stavolta per una pillola di sport. Pillola di sport come facciamo di solito, visto che veniamo poi dopo l'oroscopo, sarebbe il caso di capire l'oroscopo delle squadre, cosa dice il cielo delle squadre italiane, perché certamente è un cielo che dice tanto di negativo, con l'eurodisastro, così lo chiama la Gazzetta dello Sport, per segnalare l'eliminazione di tutte le squadre italiane fino ad ora in Champions League. In questi playoff l'ultima caduta è la Juventus, ieri eliminata dal PSV 3-1 per gli olandesi. Le polemiche poi fra le due squadre eliminate nella giornata di martedì, i grandi errori di Teo Hernandez, mollato dal Milan, non avrà il rinnovo, e la tensione fra Lookman, che lo ricordiamo ha fatto vincere l'Europa League all'Atalanta la stagione scorsa, e adesso è in tensione con Gasperini per le dichiarazioni dell'allenatore. Non è stato, diciamo, non è stato proprio diplomatico. Esatto. E la risposta di Lookman via social si è fatta sicuramente sentire. Insomma, momento negativo per le italiane in Europa. Grazie Marco, e adesso noi come sempre ci salutiamo in musica. Stamattina omaggiamo una stella del pop internazionale, parliamo di Rihanna e il suo Umbrella. Grazie a tutti per essere stati con noi, torniamo domani con Buongiorno Sicilia e a tutti auguro una buona giornata.